L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Parte sesta, il capitano Silver, capitolo 28, nel campo nemico. Il bagliore rossastro della fiaccola, illuminando l'interno del capanno, mi rivelò che le mie più nere previsioni si erano avverate. I pirati si erano impadroniti del capanno e delle provviste. C'era il barilotto di cognac, c'erano, come prima, la carne di maiale salata e il pane, e cosa che decuplicò il mio orrore, non c'era segno di prigionieri. L'unica conclusione era che fossero tutti morti, e mi si strinse il cuore per la pena di non essere morto anch'io con loro. I bucanieri erano 6 in tutto, non era rimasto in vita nessun altro. 5 di loro erano in piedi, paonazzi e gonfi, ridestati di colpo dal primo sonno dell'ubriachezza. Il sesto si era sollevato appena sul gomito. Era pallido come un morto e la benda sporca di sangue intorno alla testa rivelava una ferita recente e una ancor più recente fasciatura. Mi ricordai dell'uomo che era stato colpito ed era fuggito nei boschi durante il grande attacco. Non poteva essere altri che lui. Il pappagallo se ne stava appollaiato, lisciandosi le piume sulla spalla di Long John, che trovai leggermente più pallido e più arcigno di quanto mi ricordassi. Indossava ancora quel vestito di buon panno con cui aveva compiuto la sua missione diplomatica, ma che adesso era malamente consunto per l'uso, inzaccherato di fango e strappato dai rovi acuminati del bosco. E così, disse, ecco qui Jim Hawkins, che mi venga un colpo. Venuto a fare una visitina, eh? Va bene, vieni, prendiamola in modo amichevole. E così dicendo sedette sul barilotto di brandy e cominciò a caricarsi la pipa. Passami un attimo una torcia, Dick, disse. E poi, quando la pipa ebbe preso bene, va bene, ragazzo, aggiunse. Infila quel tizzo nella catasta di legna, e voi, signori, mettetevi pure comodi. Non c'è bisogno di stare in piedi per il signor Hawkins. Lui vi scuserà, ci potete scommettere. E allora, Jim, pressando la pipa, eccoti qui, davvero una piacevole sorpresa per il povero vecchio John. Fin dalla prima volta che t'ho visto ho capito che eri sveglio, ma questa, te l'assicuro, le batte tutte. Come è facile immaginare, io nel frattempo non dissi una sola parola. Mi avevano messo con le spalle al muro e adesso lì me ne stavo. A fissare in viso Silver, con l'aria più intrepida possibile, ma col cuore pieno della disperazione più nera. Silver, con tutta calma, diede una o due tirate alla pipa e poi continuò. Ora vedi, Jim, visto che tu sei qui, dice, ti dico come la penso. Mi sei sempre stato simpatico, dico davvero, perché sei un ragazzo di fegato. L'immagine precisa di me stesso quando ero giovane e bello. Ho sempre voluto che ti unissi a noi e avessi la tua parte e morissi da gentiluomo. E ora, galletto mio, ecco qui quello che ti tocca. Il capitano Smollett è un bravo uomo di mare, non lo nego, ma con la disciplina non scappa. Il dovere è dovere, dice lui. E ha ragione, è meglio che stai alla larga dal capitano. Perfino il dottore c'è la morte con te, ingrato insolente. Ecco come ti ha chiamato. Insomma, il succo della storia è che non puoi tornare dalla tua gente perché non ti vogliono. E a meno che non metti su una terza ciurma per conto tuo, ma potresti sentirti un po' solo, dovrai unirti al capitano Silver. Fin qui tutto bene. Dunque i miei amici erano ancora vivi, e pur credendo almeno in parte a quanto aveva detto Silver, e che quindi il gruppetto del capitano ce l'avesse con me per la mia diserzione, ero più sollevato che abbattuto da ciò che avevo sentito. Non insisterò sul fatto che sei nelle nostre mani, continuò Silver. Anche se lo sai ci puoi scommettere, per me è sempre meglio ragionare. Dalle minacce non viene mai nulla di buono. Se ti sta bene ti unirai a noi, se non ti va, Jim, beh sei libero di dire di no. Libero e benvenuto, compagno, e che mi venga un colpo se mai un marinaio ha parlato in modo più schietto. Devo rispondere allora? Chiesi con una voce tremante. Celata in tutte quelle chiacchiere beffarde, avevo ben compreso la minaccia di morte che incombeva su di me. Sentivo le guance avvamparmi e il cuore stava per scoppiarmi in petto. Ragazzo, disse Silver, nessuno ti corre dietro, pensaci bene, nessuno vuole metterti fretta, amico mio. Vedi, in tua compagnia il tempo passa così piacevolmente. Beh, risposi facendomi un po' più audace, se devo scegliere credo di aver diritto di sapere come stanno le cose e perché voi siete qui e dove sono i miei amici. Come stanno le cose? Ripeté uno dei bucanieri, ringhiando con una voce di basso. Fortunato chi lo sa. Forse tu, amico mio, è meglio che ti tieni i boccaporti chiusi finché non ti viene chiesto di parlare, gridò ruculendo Silver al pirata che aveva parlato.
Poi, con il tono gentile di poc'anzi, mi rispose. Ieri mattina, signor Hawkins, disse, all'alba è arrivato il dottor Livesley con una bandiera bianca. Capitano Silver, mi fa. Siete finiti, la nave non c'è più. Ecco, forse ci eravamo fatti un bicchierino e avevamo cantato un po', così per tirarci su. Non dico di no, fatto sta che nessuno di noi se n'era accorto. Guardammo e per tutti i fulmini la vecchia nave non c'era più. Non ho mai visto un branco di fessi con un'aria più interdetta, e se te lo dico io, che ero più interdetto di tutti, ci puoi scommettere. Allora, dice il dottore, facciamo uno scambio. Facemmo questo scambio io e lui, ed eccoci qua, provviste, brandy, capanno, la linea che avete premurosamente tagliato, e per modo di dire l'intera maledetta barcaccia, dalle crocette alla ghiglia. Quanto a loro, hanno tagliato la corda e non so dove siano. Tirò di nuovo, con tutta calma, una boccata dalla pipa. E perché non ti salti in testa? Continuò, di essere stato incluso nel trattato. Ecco le mie ultime parole, che ci siamo detti. In quanti siete, dico io, ad andarvene? 4, fa lui, 4 di cui uno ferito. In quanto al ragazzo non so dove sia quel disgraziato, dice lui, e neanche mi importa, non vogliamo più saperne di lui. Queste sono state le sue ultime parole. Tutto qui? Domandai. Beh, questo è tutto quello che ti è dato a sapere, figliolo, replicò Silver. E ora devi scegliere? E ora devi scegliere. Ci puoi scommettere, disse Silver. Beh, dissi io, non sono così sciocco da non sapere quello che mi aspetta. Vada pure come deve andare, non mi importa granché. Da quando ho avuto a che fare con voi altri, ho visto troppa gente morire. Ma ci sono un paio di cose che voglio dirvi. Feci, e a quel punto ero molto eccitato. La prima è questa. Voi siete qui e non ve la passate affatto bene. Addio nave, addio tesoro, addio tanti compagni. Tutto il vostro piano è andato a rotoli e se volete sapere chi è stato, sono stato io. Io ero nel barile delle mele la notte in cui avvistammo Lisa e ho sentito te, John, e te, Dick, Johnson, e Hans, che ora sei in fondo al mare, e non era passata un'ora che avevo già spifferato tutto. E per quanto riguarda la goletta, sono stato io che ho tagliato il cavo, e sono io che ho ucciso gli uomini che avete lasciato a bordo, e sono io che l'ho portata dove non la vedete più, nessuno di voi. Spetta a me ridere per ultimo. Sin dall'inizio l'ho avuta vinta io, non mi fate paura. Ammazzatemi se volete, oppure risparmiatevi, ma una cosa vi dirò e poi basta. Se mi risparmiate la vita, ci mettiamo una pietra sopra. E quando voi tutti sarete processati per pirateria, io salverò tutti quelli che posso. Sta a voi scegliere, ammazzatene un altro e non vi servirà a nulla, o risparmiatemi la vita e avrete un testimone che potrà salvarvi dalla forca. Mi fermai perché dico sul serio non avevo più fiato e con mio grande stupore non uno di loro fece una mossa, ma rimasero seduti a fissarmi come tante pecore, e mentre mi fissavano sbottai di nuovo. E ora, signor Silver, dissi, credo che voi siate il migliore qui in mezzo, e se le cose andranno male, vi sarei grato se facesse sapere al dottore qual è stata la mia reazione. Me ne ricorderò, disse Silver, con un tono così strano che era impossibile capire se stesse ridendo della mia richiesta o se fosse rimasto colpito dal mio coraggio. Una cosa è certa, esclamò il vecchio marinaio dalla faccia color mogano. Morgan era il suo nome, che avevo visto nella locanda di Long John a Bristol. È stato lui a riconoscere Black Dog. Dico di più, soggiunse il cuoco. Sono sicuro per tutti i fulmini che è stato quel ragazzo a sgraffignare la carta a Bill Bones. Ce l'ha fatta dall'inizio alla fine questo Jim Hopkins. E allora prendi questo, disse Morgan con una bestemmia. E balzò con l'agilità di un ventenne, estraendo il coltello. Fermo là, gridò Silver. Chi ti credi di essere, Tom Morgan? Cos'è questo? Pensavi forse di essere tu il capitano qui? Santi numi, te lo faccio vedere io. Contraddicimi e andrai a finire dove ti hanno perduto in tanti. Tutti uomini in gamba da 30 anni a questa parte, che impiccato al pennone mi venisse un colpo, e chi con una passeggiata sulla tavola, ma tutti in pasto ai pesci. Non ce n'è uno che mi abbia guardato storto e abbia rivisto la luce del sole. Tom Morgan ci puoi scommettere. Morgan si fermò, ma un mormorio sommesso si levò dagli altri.
Tom ha ragione, disse uno. Ho sopportato abbastanza soprusi da quell'altro, aggiunse uno. Figuriamoci se li sopporto da te, John Silver. C'è qualcuno di voi gentiluomini che abbia voglia di bere sera con me? Ruggì Silver, sporgendosi in avanti dalla posizione in cui era sul barilotto, tenendo nella destra la pipa accesa. Dite chiaro e tondo cosa avete in mente. Non siete muti, credo. A chi chiede verrà dato. Credete che abbia vissuto tutti questi anni perché alla fine arrivi un figlio di un barile di un rum che si monta la testa e mi taglia la strada di traverso, proprio sotto la prora? Sapete come si risolvono queste cose? Siete tutti gentiluomini di ventura, a sentire voi. Va bene, sono pronto. Chi ha il coraggio prenda un coltellaccio e con la gruccia e tutto, prima di finire questa pipa, gli avevo già strappato le budella. Nessuno fece una mossa, nessuno rispose. Ecco che razza di gente siete, aggiunse, rimettendosi la pipa in bocca. Beh, siete un bello spettacolo, a vedersi. Comunque, non vale la pena battersi con voi. Forse però l'inglese lo capite. Io sono qui, sono il capitano per elezione. Sono il capitano perché sono di gran lunga il migliore. Voi non mi battete, come dovrebbero i gentiluomini di Ventura, e allora tuoni e fulmini obbedirete, ci potete scommettere. Questo ragazzo mi piace. Ecco, non ho mai visto un ragazzo migliore di questo. È più uomo di lui che uno qualunque di voi sorci che siete qui dentro. E sentite cosa vi dico. Vediamo chi è che oserà mettergli una mano addosso. Ecco quello che dico e ci potete scommettere. Seguì una lunga pausa. Mi appatii contro la parete, col cuore che mi martellava in petto, ma sentendo dentro di me un barlume di speranza. Silver si appoggiò alla parete a braccia conserte, la pipa nell'angolo della bocca, tranquillo come se fosse in chiesa. I suoi occhi, però, lanciavano intorno degli sguardi furtivi, senza perdere di vista i suoi seguaci riottosi. Questi, da parte loro, si ritirarono un po' alla volta verso l'altra estremità del capanno, e il loro parliottio sommesso mi risuonava incessante nelle orecchie come un ruscello. Ogni tanto uno di loro alzava gli occhi e la luce rossa della fiaccola cadeva sul volto teso. Non era però verso di me che rivolgevano gli occhi, ma verso Silver. Sembra che abbiate un sacco di cose da dirvi, disse Silver, sputando in aria. Aprite il becco e fatemi sentire, oppure statevene buoni alla cappa. Con permesso, signore, le replicò uno degli uomini. Ci sono delle regole con cui vi prenderete parecchie libertà. Magari potreste farci il piacere di tenere conto delle altre. A questa ciurma non piace come vanno le cose. Questa ciurma non ci tiene ad essere tiranneggiata. Mi prendo la libertà di dire che questa ciurma ha gli stessi diritti di tutte le altre ciurme, e mi sembra che, stando alle vostre regole, possiamo parlare insieme. Con permesso, signore, riconosco che per il momento voi siete il capitano, ma rivendico il mio diritto e me ne vado fuori a tener consiglio. E con un elaborato saluto marinaresco, il tizio, un uomo sui 35 anni, allampato, con un'aria malaticcia e gli occhi gialli, si diresse con molta calma verso la porta e sparì all'esterno. Uno dopo l'altro gli altri seguirono il suo esempio, facendo ciascuno, quando passava, un saluto e aggiungendo ciascuno delle scuse. Secondo le regole, disse uno, consiglio dell'equipaggio, disse Morgan, e così dicendo, chi una cosa, chi un'altra, tutti se ne uscirono, lasciando me e Silver da soli con la fiaccola. Il cuoco all'istante si tolse la pipa di bocca. Stammi bene a sentire, Jim Hopkins, disse sussurrando con voce appena udibile. Sei ad un passo dalla morte, e cosa ben peggiore dalla tortura. Mi faranno fuori, ma bada bene, io ti difenderò, qualsiasi cosa dovesse accadere. Non ci avevo pensato per niente, prima no, finché non hai parlato in quel modo. Ero disperato all'idea di perdere tutto quel gruzzolo e di finire per giunta impiccato. Ma ho capito che sei in gamba. Mi sono detto, tu dai una mano a Jim Hopkins, John e Hopkins, la darà a te. Tu sei la sua ultima carta, e per tutti i fulmini, John, lui è la tua. Schiena a schiena, dico io, tu salvi il tuo testimone e lui ti salverà il corpo. Cominciai vagamente a capire.
Volete dire che hai tutto perduto? Domandai. Sì, perbacco, certo, rispose. Perse la nave, perso il collo, è così che stanno le cose. Quando ho guardato verso la baia, Jim Hawkins, e non ho visto la goletta, beh, sono un duro, ma non ho gettato la spugna. In quanto a quelli che al loro consiglio, dammi retta, non sono altro che dei fessi e dei vigliacchi. Io ti salverò la vita, se posso, da loro, ma vada bene, Jim. Mi renderai pan per focaccia, tu salverai Long John dalla forca. Ero esterrefatto, mi sembrava una cosa così impossibile quella che mi stava chiedendo. Lui, il vecchio bucaniere, quello che sin dall'inizio era stato il caporione. Quello che posso fare lo farò, dissi io. Affare fatto, esclamò Long John. Parla senza paura e per tutti i fulmini, posso ancora farcela. Zoppicando si diresse verso la fiaccola, che stava infilata dritta in mezzo alla legna, e si riaccese la pipa. Cerca di capirmi, Jim, disse tornando indietro. Io ho cervello e lo so anche usare. Ora sono dalla tua parte del cavaliere. Lo so che hai quella nave nascosta da qualche parte. Come ci sei riuscito non lo so, ma sa al sicuro. Mi sa che Hans e O'Brien si sono rimbambiti. Non ci ho mai creduto molto in quelli là. Ora stammi a sentire. Non ti farò domande né lascerò che te ne facciano lì. Io lo so quando una partita è chiusa e capisco quando un ragazzo non ha da cantare. Ah, tu che sei giovane, tu e io insieme avremmo potuto farne delle belle. Spilò del cognac dal barilotto e riempì un bicchierino di latta. Vuoi assaggiare, amico mio? Chiese. E dopo che ebbi rifiutato, beh, io un sorso me lo bevo, Jim, disse. Ho bisogno di una calafatina, perché ci sono dei guai in vista. E a proposito di guai, perché quel dottore mi ha dato la mappa, Jim? Il mio viso rivelò uno stupore così spontaneo che egli capì che non c'era bisogno di fare altre domande. Comunque è questo che ha fatto, disse, e c'è sotto qualcosa, senza dubbio. C'è sotto sicuramente qualcosa, Jim, brutto o buono che sia. E tracannò un altro sorso di brandy, scuotendo il testone biondo con l'aria di chi è pronto al peggio.